Ben trovati telespettatori di 7 Gold, rieccoci anche questa settimana con la puntata di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Vi ricordo che siamo in onda ogni mercoledì alle 13 sul canale 15 del digitale terrestre. Siamo anche visibili attraverso la pagina Facebook Penalty e anche sul canale YouTube Penalty Programma Sportivo. Ad ospitare un allenatore la puntata odierna di Penalty. Parliamo di Gabriele Patti, allenatore del Messana 1966, allenatore che in questo momento ha mezzo piede volendo in eccellenza, oppure è troppo questo? No, ancora, intanto buongiorno e grazie per l'invito. Intanto ancora mezzo piede. Diciamo pure che sono tanti i punti di vantaggio in questo momento che vi separano anche da 2 o 3 squadre che vogliono assolutamente cercare di strapparvi questa gioia per la prima volta in eccellenza, quindi una doppia soddisfazione. Sì, sono 8 punti a 3 giornate dalla fine, ma sicuramente già da sabato con la sfida col Belpasso cercheranno di rovinarci la festa, assolutamente. Un Messana 1966 tra la sorpresa generale quest'anno, insomma, ha dimostrato di avere le carte in regola per un progetto che magari può anche durare nel tempo. Sì, le idee iniziali non erano queste, sinceramente. Si ripartiva da un mister giovane, un gruppo giovane, una salvezza tranquilla. Poi il campo ha detto la sua, diciamo, e siamo arrivati lì a giocarcela con tutti, con le 4 società catanesi veramente agguerrite, però correttissime ovviamente, ed è uscito fuori questo bel campionato. Tra l'altro sottolineiamo la tua provenienza da un settore giovanile come quello del Città di Taormina. Da lì è partito tutto, un sogno che adesso tocchi con mano, no? L'arrivo possibilmente in una categoria di grande importanza regionale e anche nazionale. Sì, sì. Gli ultimi anni li ho fatti lì a Taormina con il presidente Lore, diciamo, mi sono formato lì e quest'anno ho avuto questa bella possibilità di mettermi in gioco in promozione. Lavori con un gruppo di ragazzini che insomma conosci già da parecchi anni, no? Li stai crescendo pian pianino. Sì, è un gruppo che era con me a Taormina, anche grazie al presidente Lore c'è stata una collaborazione. Bene. Con alcuni ragazzi in prestito da noi e poi un gruppo di ragazzi messinesi che comunque non credeva più nessuno in loro e si sono rilanciati quest'anno, vari 2001, 2002 che comunque erano quasi fermi, si sono rilanciati giocando con noi. È un Messana pronto per l'eccellenza? Quasi pronti, dai. Quasi pronti. Fino Vediamo. a quando poi non la tocchi materialmente non puoi mai dire di essere pronto. Assolutamente sì. Segui chiaramente il campionato di Serie D, segui anche chiaramente i 2 gironi intensissimi dell'eccellenza, no? Assolutamente sì. Su questa Serie D di questa stagione? C'è poco da dire. C'è poco da dire, hai detto bene, sì sì. Il Catania ha fatto un campionato a sé ovviamente, però sono contento per il Sant'Agata, per il campionato che ha fatto. Diciamolo pure straordinario. Straordinario, assolutamente. Per me è stata una sorpresa vera e propria, anche il mister, se non sbaglio, alla sua prima esperienza. Sì, faceva il secondo a Giampaolo. Sì, però ha dimostrato veramente di saperci fare. Ed è anche uno spettacolo vederli giocare. Sì, sì, beh, sappiamo benissimo che le partite proprio contro il Catania sono state partite super intense. Meritatamente il Catania le ha vinte, però insomma ha dovuto sudare parecchio per portare a casa i 3 punti. Detto ciò, possiamo a questo punto iniziare con il campionato di Serie D, con i risultati, le classifiche e poi vedremo anche parecchie immagini. Si è giocata la 10ª giornata di ritorno, abbiamo un Catania che è ormai quasi del tutto in Lega Pro. Ma guardiamo i risultati di domenica. Trapani FC batte Real Aversa 1925 1-0, Licata Calcio FC Lamezia Terme 1-1, Paternò batte Locri 1909 1-0, San Luca batte Città di Aciriale 1-0. Pareggio tra Mariglianese e Città di Sant'Agata 3-3 il risultato finale. Rinviata per Nebbia Vibonese Calcio Canicattì, Catania batte Cittadinova 1-0, Santa Maria Cilento Castrovillari 2-2 ed infine Ragusa Calcio San Cataldese 0-0. Guardiamo la classifica dove la squadra di Ferraro adesso ha ben 20 punti di vantaggio dalla seconda in classifica, basta una vittoria e domenica prossima si può festeggiare il ritorno in Lega Pro.
In classifica il Catania è in testa con 72 punti, 52 punti per il Locri 1909. Città di Sant'Agata 49, FC Trapani ed FC Lamezia Terme 42, 41 Licata Calcio, 38 San Cataldese, 35 punti per Vibonese Calcio e Santa Maria Cilento, con 34 il Canicattì, 32 punti San Luca, con 30 punti Castrovillari e Ragusa Calcio. 28 punti Città di Aciriale, con 27 Real Aversa 1925 e Paternò, 24 punti per il Cittanova, chiude la classifica la Mariglianese con 18 punti. E come ho detto poc'anzi, si ritorna in campo domenica prossima, domenica 19 marzo, eccolo qua il tabellino degli incontri. Canicattì Catania, Castrovillari Paternò, Città di Aciriale Licata Calcio, Città di Sant'Agata Locri 1909, Cittanova Mariglianese, FC Lamezia Terme Vibonese Calcio, Santa Maria Cilento FC Trapani, Real Aversa 1925 Ragusa Calcio ed infine San Cataldese San Luca. Allora Gabriele, parliamo di questo Trapani. Il ritorno di Torrisi in panchina ha dato i suoi frutti perché adesso la squadra fa punti essenziali tra l'altro per agganciare questa zona playoff interessantissima. Comunque sì, con mister Torrisi punti su punti da quando è rientrato in panchina, solo una sconfitta. Certo è strano questo fatto che un allenatore viene prima esonerato, poi ritorna in panchina e fa punti. Sicuramente sarà tornato anche con altra, diciamo, conoscendo mister Torrisi, sicuramente con la sua voglia di far bene, con la sua grinta, sicuramente avrà dato una scossa il suo ritorno in panchina. Tra l'altro una partita difficile contro un Real Aversa che aveva la necessità di fare punti perché la zona retrocessione adesso si è ingarbugliata, sì, tra l'altro anche con la vittoria del Paternò fuori casa. Ora diventa bello lì sotto, veramente ogni punto è pesante. Pesante con questa vittoria del Paternò e la Cireale che ancora è a difficoltà. Guardiamoci gli highlights proprio del Trapani vincente contro il Real Aversa 1-0 e sentiremo anche la voce di Alfio Torrisi. Non siamo stati belli, ma siamo stati concreti. Dobbiamo essere orgogliosi e contenti anche oggi di questa vittoria, della prestazione che ha fatto la squadra sotto il profilo dell'impegno, dell'intensità. Non era facile, ero preoccupato, lo sapevo. Questa è una squadra che va a 1000, che corre, che non molla, che ha un'età media molto bassa, che nel ritmo della gamba riesce a fare la sua virtù. Paradossalmente poi con loro rimanendo in 10 la partita è diventata ancora più difficile perché si sono messi là dietro, non era facile contrattaccare, però va bene così, ci godiamo questi 3 punti che ripeto sono di vitale importanza, vengono anche dopo una sconfitta, una vittoria che fa sempre bene al morale e che ci permette di iniziare una nuova settimana col piglio giusto. Questo stadio vuoto, con questa temperatura, a livello anche mentale, la squadra come non vuoi, si guarda la classifica, si pensa che sia una partita molto semplice sulla carta perché è una squadra che lotta per la salvezza, si pensa che si può sottovalutare, l'incentivo del pubblico manca, una scena del genere sicuramente non riesce a dare quella verve in più, quella voglia in più di fare bene. Non sono alibi, però purtroppo sono situazioni che sicuramente paghiamo. Però ripeto, noi avevamo oggi un obiettivo che era quello di vincere, i ragazzi lo hanno fatto, il fine giustifica i mezzi, ce la godiamo e andiamo avanti. Parliamo adesso del Licata di Romano. Sorpresa per buona parte della stagione, tra l'altro una partita anche abbastanza impegnativa con l'FC Lamezia Terme, a dimostrazione che la squadra di Romano è da prendere con le pinze ed è anche lei inserita nel gruppo dei playoff. Però anche lì per gli ultimi piazzamenti dei playoff c'è una bella lotta. Una bella lotta agguerrita. E io credo che questo Licata di Romano può diventare un po' la mina vagante se rientra nel gruppo playoff. Sì, assolutamente. Poi ha alcuni giovani di valore veramente, veramente interessanti. Sicuramente l'esperienza del mister Romano li sta facendo uscire fuori. Tra l'altro adesso è da un paio di anni che è presente insomma, sul territorio, lui che è stato un beniamino praticamente del pubblico licatese. Vedremo come andrà a finire. Mentre invece è andata benissimo al Paternò che torna da Locri
con 3 punti che sono stati fondamentali per il ritorno alla speranza, quantomeno intanto evitando una retrocessione diretta. Sicuramente, è forse il risultato di giornata Più clamoroso. più clamoroso. Vincere a Locri non è difficile, anche perché il Locri lotta per la seconda posizione ormai. Però con questa vittoria del Paternò diciamo che cerca di agganciare il play-out Più tranquillo anche, è vero. Anche se adesso domenica giocherà a Castrovillari e anche lì insomma sarà un'altra ennesima battaglia. Assolutamente. Come sì. bisogna preparare una partita di questo genere? Diciamo che in questi momenti ormai sono partite come una finale. Guardiamoci il servizio, proprio la vittoria fuori casa del Paternò in casa dell'Ocri, 1-0 il risultato finale. Gara senza emozioni, più che altro motivazioni, quelle esterne, di uscire da una zona delicata. Lo conferma anche Mancini, che aveva chiesto fami ai suoi, perché il filotto di 3 pareggi e 2 vittorie del Paternò non poteva tranquillizzare, con un precedente che all'andata aveva rimandato a casa a mani vuote proprio gli Amaranto della Locride. Dunque 15 minuti finali in svantaggio, un rigore quasi concesso nel recupero, espulsi e sconfitta casalinga al Barone Macri di Locri. Parrotta all'8° ruba un bel pallone per ripartire, al 15° Zaric salta l'uomo e impegna Mittica, al 19° Pagano tenta il colpo dalla distanza, al 24° Mittica in maniera scomposta interviene su Zaric fuori aria, Martino di Firenze fa giocare. Si organizza allora il Paternò, Saverino mette in mezzo per D'Amore, anticipato al momento del tocco. La punizione di Cozza al 28° non è un cross pungente, ma 10 minuti più tardi la triangolazione Saverino invece convince, anche se la conclusione è alta. La ripresa è decisiva per reti e provvedimenti. Parrotta interviene in torsione aerea, ma è più efficace D'Amore al 5° minuto, quando dal limite dà effetto alla palla che Gagliardotto smanaccia ad altezza traversa. Ancora Gagliardotto al 7° minuto, quindi ancora Paternò con il duo De Vivo-Aquino. La risposta di La Rosa non si fa attendere, il tiro è ben calibrato come fosse una trasformazione da palla inattiva. Non c'è 2 senza 3 ed ecco il portiere dell'Ocri fermare il tiro di Ankovic sulla linea di porta. Al 29° l'episodio gara, il rigore concesso al Paternò è un biglietto da visita per un veterano come Bontempo, non a caso in passato investito di riconoscimento come miglior difensore di Serie D e pedina di una difesa imbattuta in tutta Italia. Il Locri dunque recrimina un rigore per il tocco di mano in area al 17° e quello prima concesso poi negato nei 6 minuti di recupero dopo consulto con l'assistente Manzini. A prevalere in questo caso è stata la segnalazione di fuorigioco, espulsi nel contempo Capitano Aquino, il segretario Portulesi e mister Mancini. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza. La qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antone. Servizi di compravendita ed affitti. Supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria. Ed inoltre assistenza partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 6174 981 oppure 095 6174 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giadaimmobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Abbiamo parlato poc'anzi del Città di Aciriale, un Città di Aciriale che è un po' in crisi, tra l'altro c'è il silenzio stampa, si torna a casa dopo una partita persa anche in malo modo contro il San Luca. Cosa bisogna fare per salvare questa stagione? È difficile, vero Gabriele? È difficile perché comunque lo stesso Aciriale viene da una stagione abbastanza travagliata.
sì, ha giocato a San Luca, ma è come se tutte le domeniche gioca fuori È casa. stata una stagione veramente, ha detto bene, travagliata, perché quando non hai il tuo campo è come se ti mancasse qualcosa, no? Veramente, delle volte quando giochi in trasferta è più vicina di quando giochi in casa. È vero. E quindi non avendo il tuo poi a Cireale lo conosciamo, giocare in casa da Cireale è stata sempre dura per tutti. E non poter usufruire del loro campo sicuramente starà influendo C'è tantissimo. una doppia anche. amarezza perché insomma avevano detto che probabilmente tra febbraio e marzo il campo sarebbe stato disponibile, invece questo campo ancora non è disponibile, quindi concluderanno la stagione In giro. e quando non hai il tuo campo cambia veramente tutto. Cambia l'aiuto dei tifosi in Serie D, il campo fa tanto qui da noi in Sicilia, in questi stati diciamo abbastanza caldi, sicuramente avrebbero potuto portare qualche punto in più per la squadra di Acireale. Hai parlato poc'anzi della città di Sant'Agata e abbiamo sottolineato insieme che chiaramente la squadra di Vanzetto ha dimostrato in campo con il gioco di essere veramente forse la squadra rivelazione, a parte il Locri neopromosso. Sì, e il Sant'Agata mi ha veramente entusiasmato quest'anno, anche vederlo giocare abbastanza preparati su tutto, cioè si vede un lavoro dietro del mister abbastanza forte, diciamo. E poi Sant'Agata comunque è una piazza secondo me tranquilla dove si può fare calcio nel migliore dei modi. Ecco, hai detto bene, tranquilla. Non vorrei che non fosse una piazza poi pronta per la Lega Pro che ha tutto un altro modo di esprimere il calcio. Sicuramente, però questa realtà della D sicuramente possono affrontarla tranquillamente. Anche ho visto ultimamente hanno sistemato anche la struttura, specialmente quando c'erano i tifosi del Catania. Sì. Insomma, però per la realtà della Serie D le vedo abbastanza preparate. Ma io ho l'impressione che in società un progettino per la Lega Pro la prossima stagione lo studieranno. Credo. No, mai dire mai. Mai dire mai. Chi invece ha già progettato alla grande la prossima stagione, sono sicuro, è il Catania di Ferraro. Ci guardiamo gli highlights e le interviste post partita e poi voglio sentire un po' il parere tecnico di questa squadra da parte di Gabriele Patti, allenatore del Messana, ospite oggi qui a Penalty. Non era facile vincere questa partita, questo è il campionato di Serie D. Faccio i complimenti al gruppo e soprattutto quando il Catania vuole raggiungere un obiettivo lo raggiunge. Non era facile, oggi abbiamo fatto l'11ª vittoria consecutiva e soprattutto una squadra che in Italia abbiamo fatto più punti in assoluto, sia come punti, sia come gol fatti, sia come reti non subite. E poi vincere un campionato, se domenica riusciamo a fare questo obiettivo, vincere un campionato con 1 mese e mezzo, 2 mesi di anticipo, davvero devo ringraziare ai ragazzi, alla società, al direttore Raneri e soprattutto oggi la spinta del pubblico che negli ultimi 5-6 minuti ci hanno spinto fino alla fine di voler vincere questa partita. Fare 14 vittorie consecutive in casa non sono dei numeri facili. Fare 11 vittorie nel giro di ritorno quando i campionati sono già delineati non è facile. Niente, sono contento di questi ragazzi, del gruppo, perché siamo stati qui chiamati per vincere un campionato, per vincere, convincere e di farlo arrivare il prima possibile alla promozione del Catania. Speriamo che domenica riusciamo a raggiungere questo obiettivo che sarà davvero un traguardo importante per tutti quanti a portare nel Catania nei professionisti. Oggi a un certo punto della partita, talmente con la voglia di vincere, abbiamo messo Russotto terzino sinistro, ho tolto un difensore centrale, ho messo Giovinco tra le linee, proprio più ne avevo, ne ho utilizzati tutti quanti a disposizione per poter portare in porta questo risultato. E alla fine la vera arma del Catania è la panchina, giocatori titolari che stanno in panchina e qualcuno oggi che non è andato in tribuna che fa parte di questo progetto. Per questo alla fine bisogna coinvolgere tutti quanti e dargli le giuste soddisfazioni. I complimenti mi fanno piacere perché alla fine stare qui a Catania e stare un anno qui in questa città e stare lontano da casa, la migliore risposta è quella che facciamo in campo. Noi riscondiamo che chiunque vorrebbe allenare il Catania, io in testa forse quando mi chiamo il Catania il direttore Laneri,
insomma, mi chiama a me, è una bella responsabilità, spero di dimostrare sul campo il mio valore. Questo qui, però i complimenti miei, compresi a tutto lo staff, pure tra Peppe e il magazziniere, che abbiamo uno che lavora tantissimo. I complimenti vanno che il Catania è una famiglia, no? Dalla società in testa, il direttore Lanieri e tutti i giocatori e tutti quanti dietro. Penso che la cosa migliore che noi abbiamo fatto è quello di portare entusiasmo di nuovo a Catania, perché poi ripartire non era facile. E soprattutto io mi ricordo quando venni qua il 28-29 luglio e ripartire, mettere insieme, fare una costruzione di una squadra con tanti giocatori che arrivano settimana per settimana. È normale che all'inizio si possano avere delle difficoltà, era proprio nella testa, perché poi tante squadre che adesso si nascondono dal Catania, non so, la Lamezia, Trapani, tutte squadre sono partite che già con una costruzione di squadra. Invece noi siamo qui, siamo partiti per fare una squadra, metterli insieme, tanti di loro capire che la Serie D è un campionato difficile, perché poi alla fine i giocatori quando vengono dai professionisti poi calarsi nella realtà di Serie D non è una cosa facile. A volte molti giocatori dai professionisti vengono dilettanti e non riescono a fare bene. Per questo siamo stati bravi a crescere, soprattutto a dare giusti contributi alla città, al pubblico, alla società e al direttore Laneri, che non dimentico mai di ringraziarlo, perché alla fine se io mi trovo qui devo ringraziare a lui. Vincere un campionato mi sembra 2 mesi prima, voglio dire, non è facile arrivare. Per questo le cose non sono mai per scontate. È vero che ci chiamiamo Catania, però poi vincere è sempre difficile. Vedo tante squadre pure in Serie D nella passata stagione, squadre importanti, hanno vinto i campionati nelle penultime giornate. Non ho mai fatto così uno stacco di punti tra noi e la seconda, perché alla fine oggi mi sembra siamo a 20 punti e sono dei punti importanti. La risposta sono i punti e quello che abbiamo fatto. Se si gioca qui a Catania l'unica cosa che devi fare è cercare di giocare sempre per vincere, quindi l'importante è esserci riusciti e bene, manca poco al traguardo ed è quello che vogliamo tutti, ecco. Ognuno di noi spera di giocare il più possibile, però essendo che comunque mi reputo un giocatore importante, anche quando non si gioca devi dare comunque l'esempio ai più giovani, devi comunque cercarti di allenare sempre come si deve ed essere parte integrante, perché comunque ho fatto una scelta, quello di scendere di categoria, e non è sicuro in questo momento a farmi cambiare idea su quello che voglio fare qui a Catania, quindi anzi sono ancora più convinto della scelta fatta nonostante il poco minutaggio, ma perché credo e penso di essere in grado di giocare per questa città e per questa società, ecco. Più che allenarmi bene ed essere ad esempio per i più giovani e cercare di dare il massimo quando vengo chiamato in causa non posso fare, quindi è normale che l'ultima decisione aspetta alla società, ma da parte mia non è sicuramente l'anno di fare Serie D a Catania. Se ho scelto di scendere giù è perché voglio cercare di fare un percorso importante e di essere importante per questa società e questa piazza anche nei prossimi anni, ecco. Vogliosi di vincere fino alla fine, anche con palle lunghe, che non è il nostro gioco, però penso che oggi la dimostrazione sia stata data dal fatto che sono entrati giocatori che hanno dato un contributo importante. È stata sempre così, oggi si è visto ancora di più, perché quando si fanno dei cambi e entrano giocatori che danno quella spinta in più, poi alla fine qualcosa succede sempre. Oggi siamo stati bravi fino alla fine a cercare la vittoria. Il mio stato attuale dice che io sono un tesserato, un giocatore del Catania, e sicuramente fin quando c'è questa voglia di lottare, di correre, di soffrire, di dare un contributo importante, dirò la mia parte. Poi faremo le giuste valutazioni a tempo debito. Intanto c'è da chiudere questo campionato domenica prossima, di gioire con questa città che negli anni ha sofferto un pochino calcisticamente parlando, e quindi non vediamo l'ora che arriva domenica.
Parere tecnico a questo punto di Gabriele Patti. Il Catania è stato costruito per stravincere, come si è visto. L'esperienza di Rizzo, poi gli attaccanti, i giovani, i 4 under che comunque sono Che in questo momento stanno facendo la differenza. Assolutamente, Fanno la sono differenza. under sulla carta, ma poi sono Giocatori già pronti. Già pronti. Già pronti. Ecco, è una squadra già pronta per la prossima stagione. In molti si pongono il dubbio intanto sull'allenatore, se effettivamente anche la prossima stagione sarà Ferraro ad allenare i rossoazzurri, e soprattutto quanti di questa rosa sono già pronti per affrontare un campionato da vertice, qual è quello che vuole un po' la piazza. Ma sicuramente, forse andando a puntellare qualcosa, però cioè, vedendo la Lega Pro di quest'anno, tranne ovviamente il Catanzaro che ha fatto anche lì un campionato a parte, però secondo me la rosa del Catania è già pronta almeno per la griglia playoff, sicuramente. Vedremo cosa succederà. Voglio voltare pagina perché voglio parlare anche di Ragusa San Cataldese, che si sono divisi la posta in palio, e ci può anche stare. Tranquillità per il gruppo di Infantino, un po' di sofferenza ancora probabilmente per il Ragusa di Settineri. Dovrebbe essere comunque per entrambi una parte finale della stagione tranquilla, soprattutto per la San Cataldese. Forse bisogna aspettare ancora un po' per Settineri e compagnia. Sì, beh, Ragusa ancora qualche punticino, ma credo che comunque sia ormai andata, è tranquilla. Sì. Tra l'altro anche loro hanno avuto una stagione travagliata, sappiamo benissimo, hanno iniziato con Raciti, che veniva da un campionato di eccellenza stratosferico, tra l'altro con un'imbattibilità nazionale, che poi alla fine è pesata soprattutto nella parte iniziale della stagione. Qualche punto importante è arrivato e poi dopo c'è stato questo cambio di allenatore anche un po' inaspettato tra gli addetti ai lavori. Eh sì, dopo che è andato via mister Raciti, comunque forse non so com'è stata la cosa, però sicuramente veniva da un bel campionato d'eccellenza. Sappiamo tutti come andò lo scorso anno. Poi sicuramente la D è un altro campionato abbastanza impegnativo. E poi diciamolo pure, secondo me gli allenatori non hanno mai la certezza del loro domani, no? Assolutamente. Assolutamente. Fino a quando vinci, chiaramente il posto non te lo toglie nessuno. Quando incomincia a zoppicare arrivano le critiche, arrivano le polemiche, è anche un po' il sapore del calcio, no? Sì, ma è questo, il rischio del mestiere è anche questo, è il bello del mestiere. È il bello del mestiere. Chiudiamo la parentesi dedicata al campionato di Serie D, guardando già le immagini di Santa Maria Cilento Castrovillari, che è finita 2-2, Santa Maria Cilento stagione tranquilla, da metà classifica. A questo punto il Castrovillari con questo pareggio si ritrova di nuovo invischiato nella zona play-out, e proprio domenica avrà questo scontro contro il Paternò. Un pronostico? Paternò, spero nella vittoria del Paternò, ovviamente. Ecco, in modo così il Paternò può ancora addirittura sperare quasi in una salvezza diretta, che sarebbe un altro ennesimo miracolo di Campanella. Lo scorso anno a San Cataldo e quest'anno chissà a Paternò. Abbiamo concluso lo spazio dedicato al campionato di Serie D, adesso ci fermiamo, abbiamo una pausa pubblicitaria, rientreremo in studio ed insieme all'allenatore del Messana 1966, capolista nel girone C del campionato di promozione, parleremo dei 2 gironi del campionato di eccellenza. A tra poco.
Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antone. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria. Ed inoltre assistenza partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 6174 981 oppure 095 6174 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giadaimmobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Eccoci rientrati, seconda parte della nostra trasmissione che, come ho anticipato, sarà dedicata interamente al campionato di eccellenza, girone A e girone B. Partiamo subito con il girone A. Anche qui, 10ª giornata di ritorno, subito il tabellino dei risultati. Castellammare Agragas 2018 1-1, Mazzara Calcio batte Don Carlo Misilmeri 5-2, Enna Calcio batte Nisse FC 1-0, pareggio tra Nuova Città di Gela e Oratorio San Ciro e San Giorgio 1-1, vittoria del Pro Favara 1-0 contro l'Unitas Sciacca, Resultana San Lorenzo batte Leon Fortese 3-1, Mazzarese.2 batte Parmonval 7-0 ed infine Cus Palermo batte Casteldaccia 3-1. Due risultati importanti in questa domenica calcistica nel girone A del campionato di eccellenza, il pareggio dell'Acragas fuori casa, ma soprattutto la vittoria dell'Enna in casa contro la Nissa. Una vittoria che permette alla squadra di Strano di ritornare solitaria in vetta. Infatti troviamo l'Enna al primo posto con 61 punti, 59 Acragas 2018, 54 Pro Favara, con 47 Don Carlo Misilmeri, 44 Mazzarese.2, con 42 Mazzara, con 38 l'Unitas Sciacca, 28 punti per il Casteldaccia e la Nisse FC, 26 Oratorio San Ciro e San Giorgio, con 25 Castellammare e Leonfortese, 23 Resultana San Lorenzo e Nuova Città di Gela, 22 per il Cus Palermo, chiude la classifica la Parmonval con 8 punti. Beh, a questo punto aspettiamo veramente il big match del 2 aprile, quando l'Acragas ospiterà in casa questa Enna di Strano, che è ritornata alla vittoria in una partita certamente non facile contro la Nissa. Nel frattempo stiamo guardando le immagini. È un duello che veramente ci porteremo abbondantemente al di là di quello che sarà lo scontro diretto, Gabriele. Sì, allora, l'Acragas vanta anche la miglior difesa di tutta la Sicilia, forse. Sì, è vero. Però l'Enna ha un attacco fortissimo. I vari Agudiac, Caronia, Arcidiacono, Cocimano, che ieri è stato il match winner, insomma. Beh, tutta gente che ha vinto i campionati e li ha vinti sempre alla grande, no? Ma non solo campionati d'eccellenza. Certo, campionati di Arcidiacono a Messina. A Messina qualche anno fa, anche lo stesso Cocimano a Messina, insomma, gente di categoria superiore, ovviamente. La cosa che più ci sorprende è che poi alla fine una delle due dovrà giocarsi i playoff e quindi sappiamo benissimo che i playoff sono sempre un terno all'otto, anche se parti da una posizione importante in classifica. Sì, perché i playoff dell'eccellenza sono abbastanza lunghi e difficili. Non è importante solo vincere chiaramente quelli riguardanti la propria regione, perché poi devi andare ad affrontare realtà che non conosci e che spesso e volentieri ti mettono in difficoltà. Abbiamo visto l'anno scorso con la Ionica. La Ionica contro il Martina, sì. Martina Franca. Sì. E anche la stessa Acragas, dove poi i risultati non sono stati quelli che speravano. Facciamo il tifo per le siciliane, però a questo punto mi devi dare un pronostico su quello che sarà il big match di giorno 2 aprile, ancora un po' lontano, però è anche vero che ormai si parla giustamente di questa partita che si giocherà all'Esenneto di Agrigento, dove ci saranno veramente di fronte due squadre di grande valore.
credo che l'Enna non andrà lì per lo 0-0. Addirittura si giocherà la partita addirittura per vincerla. Assolutamente. E sarebbe un'altra ennesima delusione per i tifosi agrigentini, ma anche per la società dell'Acragas, no? Che dopo aver perso la finale con la nuova Igea Virtus rischia anche di lasciarsi alle spalle la possibilità giustamente di vincere il girone A, che comunque quest'anno ha dimostrato di essere un girone molto intenso. Sì, fino a un paio di settimane fa c'era anche il Pro Favara E la Don Carlo Misilmeri. Ora ultimamente hanno un po' mollato, perché ma se no fino a 2 o 3 settimane fa comunque il Pro Favara era lì a lottare insieme a loro. Vedremo come andrà a finire questo impegnativo girone A del campionato di eccellenza. Voltiamo pagina e parliamo del girone B. Anche qui si è giocata la 10ª giornata di ritorno e sappiamo tutti che la partita più importante di domenica è stata proprio quella che ha visto di fronte la nuova Igea Virtus e il Siracusa Calcio. Ma guardiamo i risultati. Città di Taormina batte Real Siracusa Belvedere 1-0, Città di Comiso batte Santa Croce 2-0, Mazzarone Calcio batte Città di Acicatena 1-0, pareggio tra Ionica FC e Rocco Acquedolcese 1-1. Modica Calcio batte Leonzio 1909 2-0, Nebros batte Virtus Ispica 2020 2-0, Nuova Igea Virtus batte Siracusa Calcio 2-1 ed infine Milazzo batte SC Palazzolo 3-2. E così è arrivato questo ennesimo sorpasso. Nuova Igea Virtus che vince lo scontro contro il Siracusa Calcio e ritorna solitaria in vetta. Ma guardiamo la classifica. Nuova Igea Virtus 53 punti, con 52 Siracusa Calcio e Città di Taormina, 44 Modica Calcio, 42 Leonzio 1909, con 40 punti la Nebros, 36 punti Real Siracusa Belvedere, 35 Rocco Acquedolcese, con 33 Ionica FC, 32 punti Mazzarone Calcio, con 29 Città di Comisio e Milazzo, 28 per il Santa Croce, con 19 SC Palazzolo, 15 punti per il Città di Acicatena, 13 punti Virtus Ispica 2013. Io direi di partire comunque dalla Città di Taormina, prima di vedere poi le immagini del big match. Una Città di Taormina che attualmente è al secondo posto, ha un punto dalla vetta, e che zitto zitto, insomma, bisogna fare i conti anche con la squadra di Coppa in questa parte finale della stagione. Non so se sei d'accordo. Sì, assolutamente. E non sarà un terzo incomodo, perché come è stata strutturata la squadra, è stata strutturata per stare lì sopra e lottare insieme a Igea e Siracusa, sicuramente. Certo, già dal prossimo turno andrà ad affrontare la Nebros, sì. Una Nebros che comunque sta facendo bene e forse ha ancora una piccola speranza per entrare nei playoff. Però il Taormina sabato non ha giocato Cannavò, non ha giocato Biondo, cioè ha davanti un parco attaccanti di categoria superiore. Considerevole. Tra l'altro è importante avere una rosa ampia, perché la stagione è lunga, tra infortuni, squalifiche, bisogna avere subito i ricambi per tenere alta l'attenzione. Sì, ho letto cosa ha detto il mister Coppa, che comunque per la prima volta in stagione ha avuto tutta la rosa a disposizione sabato. E avendo tutta la rosa del Taormina a disposizione sicuramente diranno la loro fino all'ultima giornata. Dirà la sua anche il Modica Calcio, che sembra aver ripreso la corretta strada con il ritorno di Giancarlo Betta. Guardiamo il servizio, una vittoria netta contro la Leonzio 1909. Diciamo che la vittoria di Rocca ci ha dato questo, ecco, cercavamo un punto di partenza, di ripartenza, è stato importante in questo senso, ma oggi la partita era proprio difficile, i ragazzi sono stati bravissimi a gestirla, perché a trovare il gol sul piazzato, che sappiamo che per noi diventa un'arma importante, visto che abbiamo qualche difficoltà spesso ad andare in rete, però poi la partita l'hanno gestita bene, non abbiamo rischiato niente, abbiamo aspettato il momento del raddoppio e siamo stati bravi oggi, veramente grazie per aver ritrovato una voglia di lottare, di entrare in campo per vincere veramente tutte le partite, perché possiamo provare a fare solo quello.
Beh, ma è lo spirito giusto anche nell'azione del gol. L'azione è partita da una progressione di Guerci, che era entrato anche lui da 2 minuti e gli ha dato una gran palla. Ecco, lo spirito deve essere quello. Anche Lorenzo si sta allenando bene, sta ritornando il ragazzo che conosciamo. Tutti quanti siamo utili. Noi siamo una squadra che quando abbiamo un pregio, secondo me, i ragazzi lo sanno, ne parliamo sempre. Poche squadre stanno in campo come noi, poche squadre. Se noi riusciamo a stare in campo bene, con la testa giusta, diamo pochi spazi agli avversari, non siamo fenomeni, però facciamo soffrire a tutti. Ecco, se noi ritroviamo questo spirito di essere squadra, allora veramente possiamo dire la nostra in ogni partita. Poi dove arriva la rincorsa è lunga, onestamente, perché adesso non bisogna sbagliare niente per andare nei playoff col discorso dei 9 punti, però noi ci proveremo partita per partita fino a quando la matematica ci dirà se ce l'abbiamo fatto o meno. Sì, l'importante oggi era la prestazione del gruppo, che è stata di grande rilievo, soprattutto nei momenti di sofferenza. Abbiamo saputo unirci per poi essere cinici nei momenti che contavano. Era importante proseguire questo periodo, diciamo, positivo dopo le sconfitte e soprattutto continuare a vincere per riagganciare il treno dei playoff. Io do merito di preparatore di atletico, perché quando uno lavora bene, sta bene, sia quello che sta prima e sia quello che sta adesso. Sto dicendo quello che stava con Mister Rigoli, perché non è detto che il lavoro che sto facendo adesso, da inizio anno, che sto portando avanti questo lavoro e sto bene. E qualche volta l'unica cosa è che posso dire è che martedì che faccio fatica, martedì, perché quando riposo un giorno faccio fatica a riprendermi, quindi preparatori di atletico e mister mi fanno fare lavoro diverso dagli altri, ma lavoro intenso. Quindi devo ringraziare loro e devo ringraziare il mio compagno di squadra, perché senza di loro non mi posso divertire, perché ora sto divertendo. Complimenti dunque al Modica, vedremo come andrà a finire. Per intanto è un piacere rivederlo di nuovo nel gruppo dei playoff. Mentre invece è importante a questo punto sottolineare la vittoria della nuova Igea Virtus contro un Siracusa che era imbattuto da parecchie settimane. Insomma, non era facile battere la squadra di Gaspare Cacciola. È stata una bella partita. Il Siracusa veniva da tanti risultati utili. Ha recuperato abbastanza punti sia sul Taormina sia sulla stessa Igea. L'Igea con l'impegno di Coppa potrebbe avere problemi dal punto di vista delle energie mentali. Perché comunque, però, conoscendo il mister Ferrara, sicuramente non abbasseranno mai la guardia. Oggi pomeriggio giocherà una partita difficile contro il San Marzano, no? All'andata 1-1 in casa dei barcellonesi. Recuperare questo risultato non sarà difficilissimo, ma non è neanche tanto facile. Non è neanche facile, perché comunque il San Marzano, bella squadra in Campania, sì. Manca poco anche per loro per vincere il campionato. Però ripeto, l'Igea sicuramente oggi farà una partita tutto cuore e anche testa, conoscendo il mister sarà lì già. Insomma, pronto, se la giocheranno, se la giocherà eventualmente i problemi verranno dopo. Poi ci pensa. È vero, è vero. Per intanto guardiamoci proprio il servizio sulla bella vittoria 2-1 della nuova Igea Virtus contro il Siracusa Calcio. L'Igea Virtus si riprende il primato solitario in classifica nel girone B di eccellenza. I giallorossi fanno loro il big match contro l'ex capolista Siracusa e fanno gioire un'intera città accorsa in massa ad incitare l'11 barcellonese. Un match che i locali mettono subito in discesa dopo 8 minuti, quando Biondo aggancia in aria il servizio di Medina e col destro batte Genovese, spianando ai suoi la strada verso la vittoria e facendo gioire i tifosi giallorossi. Per Giovanni Biondo, barcellonese doc,
Doc è invece la rete numero 3 stagionale, ma è una gioia che dura poco per la squadra del Longano. Infatti al 15° gli aretusei si guadagnano un calcio d'angolo grazie alla punizione di Ficarrotta messa in corner da Staropoli, e dalla bandierina il pallone calciato da Prefitera finisce poi a Maimone che da fuori col sinistro fulmina Staropoli, ristabilendo la parità e facendo gioire la propria panchina, visto che non erano presenti i tifosi azzurri a cui è stata vietata la trasferta. Per il difensore classe 93 aretuseo si tratta invece della terza rete in campionato. Ligia Virtus però non si perde d'animo, tentando di riportarsi in vantaggio, ed è Idoiaga a cercare la via del gol, ma prima il suo tiro al 22° si perde di poco al lato, poi la botta col mancino al minuto 35 trova la decisiva risposta di Genovese, e infine ancora l'argentino dalla bandierina per poco non provoca l'autogol di Ababei. Nel finale di frazione vibranti le proteste dei locali per un calcio di rigore invocato su Medina, che finisce giù dopo un contatto col portiere azzurro, ma nell'occasione il signor Toselli lascia giocare. Nella ripresa torna a spingere la squadra barcellonese, minacciosa al 53° con Franchina, il cui tiro è bloccato da Genovese. Il Siracusa tenta di rispondere, lo fa 3 minuti dopo con Ficarrotta che dal limite costringe agli straordinari Staropoli, che con un volo disinnesca in angolo la botta del 10 azzurro, ma al minuto 58 gli ospiti rimangono in 10 uomini per l'espulsione del capitano Santo Privitera, che si becca il secondo giallo dal fischietto di Gradisca di Sonzo per un ingenuo fallo di mano che gli costa la via anticipata degli spogliatoi. Una inferiorità numerica che per gli aretusei dura poco però, infatti 10 minuti più tardi il neoentrato Antonio Isgro dice qualcosa di troppo al direttore di gara, che non gli fischia un calcio di punizione, con Toselli che senza esitazioni gli mostra il rosso diretto, e con le squadre che rimangono di fatto in 10 contro 10. Nel finale però Ligia Virtus tenta lo sforzo disperato, e così dopo il sinistro volante di Medina che non c'entra lo specchio della porta, i giallorossi assestano il colpo letale al minuto 82 quando Franchina raccoglie la respinta di Genovese sul tiro di Idoiaga e col destro in acrobazia spedisce in rete, facendo così i Gia Virtus 2 Siracusa 1, e gioia incontenibile per i tifosi giallorossi che esplodono in un boato liberatorio. Per Franchina, anche lui barcellonese Doc, è il gol numero 7 stagionale. In pieno recupero da registrare infine l'espulsione di Maimone per gli ospiti, che rivolge qualche parola di troppo all'indirizzo del portiere Staropoli, beccandosi dal signor Toselli il rosso diretto con il Siracusa che chiude in 9 uomini. Poi al triplice fischio del direttore di gara la festa sperata da Ligia Virtus può iniziare. I giallorossi volano al comando del girone con 53 punti, mentre il Siracusa scivola al secondo posto con 52 in compagnia del Città di Taormina. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antone. Servizi di compra-vendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria. Ed inoltre assistenza partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 6174 981 oppure 095 6174 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giadaimmobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Una parte finale del campionato che ci riserverà, sono sicuro, ancora tantissime novità. Un Città di Taormina che è lì pronto a sfruttare il prossimo errore che possono giustamente commettere le altre due squadre, quindi sarà veramente una stagione straordinaria per un Girone B che finalmente quest'anno ci ha veramente regalato delle grandissime emozioni. Tutto aperto per la vetta, attualmente appannaggio della squadra del mister Ferrara, un Siracusa che certamente non starà a guardare adesso nelle prossime domeniche, e soprattutto questa squadra di Coppa che continua a sorprendere, tra l'altro con un risultato sempre striminzito, però 3 punti che sono sempre ogni domenica pesanti per la sua classifica. Sì.
piano piano anche un 1-0, le ultime 2 partite 1-0 in casa con la Cicatena, sì. Sabato 0-1 a Siracusa. A Siracusa. Sono sempre 3 punti. 3 punti. Sono i punti quelli che contano poi alla fine. Poi. Bene, chiudiamo il discorso riguardante i 2 gironi del campionato di eccellenza con la consueta cartolina di Giampaolo Montineri. Oh Ettore, ciao Gold TV, oggi è Into the Wild, cioè una bella fotografia di macchia mediterranea che è la nostra identità siciliana. Into the Wild perché è il momento della parte più selvaggia, no? Dei nostri 2 giorni di eccellenza, l'ultimo mese, no? Quindi si cercano gli obiettivi, ci si sta sportellando, non c'è un fine. Anzi, c'è il fine, c'è lo scopo, ma non si vede la fine. È una delle cose che non era mai accaduto, di iniziare a fare i calcoli con il classifica Bulls, sia nel girone A che nel girone B. E andando a vedere, ti dico la verità, la classifica Bulls del girone B mette in grande crisi proprio il Siracusa. Perché comunque ha un pareggio e una sconfitta col Taormina e doppia sconfitta con l'Igea. Quindi è così che si fanno i calcoli. È questa la vera matematica, non fin quando non mi condanna, fin quando ancora siamo lì, i numeri non ci danno ancora per vinti, non ci danno ancora per morti, ancora possiamo recuperare. La cosa pazzesca è che tutto fila così, con guardare soltanto un lato. Un lato è che Siracusa guarda solo l'Igea e non guarda il Taormina. Il distacco del Taormina con le altre 2 squadre è che ha fatto un pareggio in più, ok? E ha vinto una partita in meno. Pensate, però nella classifica Bulls è già un'altra cosa. Allora ne dobbiamo tener conto da questo punto di vista. Ora tutti appizzati alla speranza, ma la speranza nel girone B si chiama Real Siracusa, che già non ha vinto col Siracusa, che non ha vinto col Taormina, ma che per forza dovrebbe fare il grande regalo, il grande risultato al Siracusa. Quindi si stanno mobilitando tifoserie pazzesche per andare al De Simone sabato, è vero, ma c'è anche Santa Croce, Taormina, se non ricordo male. Se dovessi aver sbagliato vuol dire che mi sono proiettato al futuro. Quando ci leghiamo alla speranza degli altri, abbiamo già perso. Quindi dove abbiamo perso l'obiettivo? Sia Enna, che in questo momento è in testa, però con 2 punti di vantaggio, sia il Siracusa, comunque hanno fatto un campionato pazzesco, che ha rimontato 8, che ne ha rimontati 11, però non ti basta, perché la remontata, se non la finisci, ecco la mia faccia, ok? Ma non puoi attaccare nemmeno l'allenatore, perché secondo te, uomo da tribunetta a casa, da salottino, ha sbagliato la sostituzione. Ha calcolato, ha fatto uno sviluppo di idee che poi non gli ha dato ragione al Caccione. Dall'altro lato non si regala niente, no? Perché l'Akragas non ha avuto il regalo. Che se ne dica, nudo si sta mettendo i cianco o di lato, come si dice in gergo calcistico. Nessuno lo può fare. Quindi nel girone A e nel girone B ci sono lotte pazzesche per quanto riguarda anche la retrocessione e i play-out. Soltanto la Palmoball dobbiamo salutare, ma la Palmoball aveva fatto già una decisione a dicembre, quindi la salutiamo e mi auguro che i ragazzi che hanno completato il campionato possano rimanere un anno intero assieme e provare a viverla in modo diverso la stagione, ma anche la società deve avere questo coraggio, anche se so che non lo faranno. Quindi adesso è che cosa? Dunque adesso mi sono venuti 3 animali che hanno quella cosa di essere predatori. Il coyote, ok, il lupo e la iena ridens. Agli allenatori, se vi sta sulle palle l'allenatore, ok, non gli stringete la mano quando inizia la partita, siate onesti,
Non gliela stringete all'inizio, non gliela stringete alla fine. Non dite all'allenatore di faccia, diciamo, gran bella squadra, cazzo, e poi fate delle dichiarazioni pazzescamente opposte. Ok? È vero, chi vince ha ragione. Purtroppo è una verità. Ciao dal Monti. Grazie Giampaolo, con lui ci rivedremo la prossima settimana per un'altra domenica calcistica molto interessante quest'anno. Adesso voglio parlare di nuovo del Messana 1966, nel frattempo sono già partite delle immagini proprio di questa squadra, Gabriele, che è nata attraverso un impegno anche tuo diretto, perché insomma sei riuscito ad integrare vecchi ragazzini che avevi costruito pian pianino nel tuo percorso giovanile, e adesso sono già pronti, maturi per battagliare e conquistare ormai veramente tra poco questa benedetta eccellenza. Sì, è stato bello ritrovarli a distanza di anni. Tanti ragazzi li ho avuti in rappresentativa giovanissimi, provinciale, nel 2015, quindi erano ragazzi annata 2001 o 2002. Poi anche loro hanno fatto il loro percorso, c'è chi è arrivato anche in Serie D con la stessa CR, i vari Buonasera, Cafarella, Romeo, Lima. Che hai ragazzi interessanti. Mica sono ragazzini di poco conto. E poi i nostri 4 grandi, Calcagno, ha sempre giocato in queste categorie, Cordima, Buda, Munafò, che hanno dato una grossissima mano a far crescere questi ragazzi veramente. Basta guardare l'ultima partita che avevo giocato con la Promende, 10-11esimi, ragazzi nati dal 2000 in giù. Poi lavorare con i ragazzi è sempre voglia, sempre ascoltano, insomma. Ti seguono di più. Assolutamente. Quando è arrivata la proposta di allenare il Messana, tu che venivi dal settore giovanile, ti sei un po' impaurito o hai accettato la sfida, conscio che insomma te la volevi giocare? Allora io me la volevo giocare, anche se non fosse arrivata la proposta della Messana, era nelle mie intenzioni andare a fare un campionato, magari pure una prima categoria, perché già confrontarsi con... Avevi bisogno di cambiare? Sì, cambiare, sì, perché credo di aver fatto tutti gli step del settore giovanile. Che tra l'altro forma, Sì, forma i ragazzi, forma gli allenatori, e comunque sinceramente mi sentivo pronto per un passo. Poi quest'anno dobbiamo fare un'annata un po' diversa, una salvezza un po' più tranquilla. E invece poi è arrivata questa bella soddisfazione di questo primo posto. Con il lavoro sul campo ovviamente, con alle spalle una società solida, presente. E poi vediamo. Vedremo come andrà a finire. Aspetteremo domenica impazienti, ma non soltanto noi di Penalty, ma credo tutta la realtà del Messana che vi segue, perché so che sono in tanti, no? Sì, poi c'è un bel assetto societario, comunque dove ex giocatori della Messana di 30 anni fa l'hanno presa in mano e adesso sono loro a gestirla. Ed è anche bello, è un bel progetto. Siamo nella parte finale, pronti per i saluti a mister Gabriele Patti, allenatore del Messana 1966, attualmente al primo posto, però lo abbiamo detto, insomma è quasi fatta ormai il raggiungimento del campionato di eccellenza. Vi state già organizzando per la festa oppure bisogna sempre stare un pochettino con i piedi ancora per terra? Ancora stiamo con i piedi per terra. Domani riprendiamo ad allenarci e prepareremo la partita come se fosse una finale. Sarà una partita abbordabile secondo te mentalmente per i ragazzi? I ragazzi non vedono l'ora, la giocherebbero anche adesso. Anche subito. Però comunque sarà una bella partita, anche perché il Belpasso è un'ottima squadra, allenata da mister Richichi. Attualmente al secondo posto, quindi sarà quasi un big match. Quasi un big match, sì, e sicuramente ne uscirà fuori una bella partita. Bene, in bocca al lupo allora per tutto e speriamo di rivederci presto anche qui a Penalty, magari
festeggiando la promozione. Grazie mille. Grazie a Gabriele Patti, allenatore del Messana 1966. Abbiamo concluso qui la puntata odierna di Penalty, che ritornerà come al solito mercoledì prossimo alle ore 13 sul canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold. Grazie a tutti per essere stati con noi ed appuntamento alla prossima settimana.